Partiamo così, partiamo con il promo di Devoti Tutti, questo appuntamento speciale con Sicilia 24 Focus. Ben trovato al pubblico che ci segue in questo momento su Telecolor, ma naturalmente in streaming su Sicilia Web. Una puntata dedicata ai motori che stiamo scaldando per regalarvi 50 ore di diretta. Lo faremo anche ricordando un po' il dove ci siamo lasciati, e cioè facendovi vedere anche alcune delle immagini più belle dello scorso anno. Ci saranno tanti ospiti che si avvicenderanno qui in studio, ma anche in collegamento, fra poco un collegamento anche con il primo cittadino di Catania, il sindaco Trantino, ma saluto subito il nostro vice direttore Angelo Gagliano, che con me insomma ci racconteremo insieme tutto quello che si farà in questa edizione. Ben Ciao trovato, Roberta, Angelo. buon pomeriggio. E poi direttore di Sicilia Web, il nostro direttore di tutta quella che è la redazione sportiva delle nostre reti televisive, Alberto Cigalini. Ben trovato, Alberto. Ciao Roberta. Allora, partiamo subito, se siete d'accordo, con dove ci siamo lasciati, e dunque al nostro Fabrizio Rizzo che è in regia chiedo di agevolare proprio questo filmato. Dove ci siamo lasciati? Si sta muovendo in questo momento sui piedi dei suoi devoti, perché l'immobilismo è il contrario della speranza, e sicuramente tutto si può dire di questo arcivescovo, tranne che non sia un arcivescovo attivo, molto attivo. Assolutamente un arcivescovo che in diocesi si sta muovendo a 360 gradi su tutte veramente le possibilità, sulle associazioni, sui ragazzi. Ecco, è arrivata sul sagrato adesso sguardo alla cattedrale, all'altare, dove sosserà nei prossimi momenti. Tutti coi fazzoletti in aria. Professoressa. No, a proposito dell'interesse dell'arcivescovo per Agata e per la nostra diocesi, ha voluto l'attivazione di una collana dedicata proprio agli studi della nostra diocesi, e quindi c'è tutto un gruppo di ricerca che si è messo all'opera. Ed ecco i fazzoletti naturalmente che si agitano. Questo è il luogo in cui ci siamo lasciati, cioè il ritorno di Agata dopo tante ore di fatica dei suoi devoti. Angelo. Fatica per i devoti, tanta fatica anche per noi. Dobbiamo anche dirlo, però siamo felici ogni anno di riproporre questa produzione che è Devoti Tutti, per raccontare la festa di Sant'Agata non solo ai catanesi, ai siciliani, ma grazie anche al sito, come dicevamo prima, Sicilia Web, a tutto il mondo, all'Italia anche intera. Allora, siccome la vedo collegata da un po' e ho davvero grande piacere di abbracciare e di ricevere Ivana Faccioli, direttrice della redazione di RTL 102.5, collega meravigliosa che devo dire ha seguito in collegamento queste prime immagini, e saranno appunto alcune di queste anche oggetto di alcuni momenti, di alcuni collegamenti proprio con RTL. È una grande novità di quest'anno. Ivana. Sì, buongiorno Roberta, le ho seguite davvero con interesse, anche perché per noi è una collaborazione molto importante, proprio perché è nuova, non ci siamo mai cimentati nel seguire un evento così grande, così partecipato, e ha un fascino sinceramente che storicamente immagino poi sia arrivato fino a oggi. Quindi come RTL 102.5, lo sapete, anche il nostro presidente editore Lorenzo Suraci ha accolto subito questa possibilità di poter essere con il gruppo Antenna Sicilia, con Telecolor, con Sicilia Web, presenti in questi giorni di Sant'Agata, e proprio cercheremo di aprire su RTL 102.5 delle finestre che, avendo anche la radiovisione, naturalmente potranno mostrare a chi avrà la fortuna di essere anche di fronte alla radiovisione queste immagini meravigliose di cui ho visto un assaggio proprio ora. Tra l'altro possiamo dirlo, insomma, salutiamo tra l'altro il vostro editore, appunto Lorenzo Suraci, che è venuto a trovarci qualche tempo fa. Possiamo dirlo, la Sicilia è certamente un'isola che ama molto RTL, i dati straordinari che vi rappresentano, i 9 milioni e mezzo di contatti per il vostro gruppo radiofonico sono l'emblema, ma sappiamo che dalla Sicilia c'è una bella fetta.
Sì, assolutamente. Siamo naturalmente, come tutte le radio, amati un po' in tutta Italia, ma ogni radio nazionale ha un po' il suo bacino d'utenza privilegiato. Sicuramente il nostro, tra l'altro, è la Lombardia, ma lo è anche la Sicilia insieme alla Calabria, la Puglia. Sono regioni che ci seguono molto. E la Sicilia, naturalmente, a noi non può che far piacere che sia così affezionata a RTL 102.5, perché porta sempre con sé un bagaglio appunto di storia, di tradizioni, di paesaggi, di cucina, di cultura che ci affascina tanto. In questi giorni purtroppo nei nostri notiziari stiamo trattando la vicenda del maltempo, i problemi di Niscemi, quindi è un territorio che seguiamo ovviamente avendo una redazione da tutti i punti di vista, un territorio anche appunto in certi punti fragile, ma che va assolutamente preservato proprio perché è fonte davvero di tante meraviglie. Ci fa molto piacere che ci seguano. Poi questo connubio vedrà in qualche modo voi in onda da noi e noi in onda da voi, cioè i nostri ascoltatori e telespettatori avranno modo di mischiarsi in qualche modo. E proprio questo volevo sottolineare. Cominceremo proprio il 3 febbraio con quella che è proprio la prima diretta, quella dell'offerta della cera, dell'uscita della carrozza del Senato. Saremo in contemporanea su RTL ed RTL sarà proprio sui nostri canali. Ecco, allora io approfitto, chiedo un attimo di bontà a Ivana Faccioli, che devo dire resterà ancora un paio di minuti. Volevo approfittare per salutare in collegamento il primo cittadino, volevo anche presentartelo, Ivana, non so se vi conoscete già, il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buongiorno sindaco, ben trovato. Quest'anno insomma, come ha sentito, la festa di Sant'Agata entrerà anche nella radiovisione e nella radio normalmente della prima emittente del nostro paese, cioè RTL. Questa è una bellissima notizia. Se volessi essere superbo direi piace vincere facile, RTL sapendo qual seguito abbia Sant'Agata in tutto quanto, non solo in Italia ma il mondo intero. Quindi è un'occasione per farla conoscere ai tanti che non la conoscono, e pertanto io ringrazio RTL di questa opportunità che ci si offre, anche perché sempre più gente la viene a vivere, ma soprattutto ne viene a percepire il lato emozionale che non è indifferente e che magari non si può cogliere dalle immagini, ma a me è capitato spesso di vedere persone che, avendo avuto il racconto su Sant'Agata, al cospetto del busto reliquiario sono scoppiate a piangere. E faccio anche una confessione di natura intimista: io ogni anno faccio training autogeno per costringermi a non cedere al momento dell'apertura del sacello e al mio arrivo davanti al busto, ma non ce la faccio mai a non cedere. Quindi, detto questo, poi è un'emozione che solo chi vive questa esperienza può veramente capire. Allora Ivana, noi ti ringraziamo moltissimo e ovviamente diamo gli appuntamenti. È partito il vice direttore a dire appunto il primo, quello della mattina del giorno 3, sarà un po' un riepilogativo, no, di quelli che saranno i nostri spazi. Andremo un po' random per mostrarvi le cose più particolari, più belle, più simboliche di questa festa, e ti lascio sulle immagini ovviamente di un ricordo del 2025, è proprio quel giorno 3 che racconteremo anche in qualche modo su RTL, ed è quello che l'anno scorso vi abbiamo fatto vedere. Grazie Ivana, grazie, a presto. Grazie a voi, buona giornata, grazie. E queste insomma sono le immagini che ricordano la sera del 3, il concerto e poi sindaco, un'immagine che non vedremo quest'anno, e cioè il Palazzo di Città con il telone. Il palazzo ritornerà nella sua bellezza ad adornare, no, la Piazza Duomo nella sera del 3. Assolutamente sì, il municipio che di nuovo diventa un protagonista della piazza, un municipio rinnovato in tutta la sua bellezza, e che consentirà ai cittadini di ancora una volta di notare qualcosa che veramente stringe la cittadinanza a ciò che rende orgogliosi tutti quanti della nostra appartenenza.
Allora Sindaco, c'è una fetta troppo importante, l'ho detta un po', ho usato un aggettivo un po' così, però ci sta, che riguarda proprio il contatto con la festa di Sant'Agata attraverso i nostri media. Alberto Cigalini è l'anima ovviamente, insieme a una bellissima redazione di Sicilia Web, e prego naturalmente di farlo vedere, di porgere un po' l'immagine di Sicilia Web, che tra l'altro insomma oltre ad avere un sito nuovo ha un'app meravigliosa. Alberto. Sì, esatto, con il nostro partner tecnologico Flazio abbiamo sviluppato un'app nuova, ovviamente il sito cammina insieme all'app, e naturalmente declineremo tutti i nostri contenuti anche per quello che riguarda la festa di Sant'Agata in grande pienezza, diciamo così, e grande ricchezza di contenuti, perché intanto mi insegnate che internet è il mezzo attraverso il quale porti la festa della Santa davvero in tutto il mondo. Ce lo insegni tu però, Vabbè, diciamo che è notorio, no? Sì. Diciamo che comunque è un mezzo che davvero ci permette di mostrare questa festa che è nota in tutto il mondo, però poi sai, i catanesi sono in tutto il mondo, no? E non solo i catanesi, i fedeli e anche tutti coloro i quali vogliono conoscere meglio la festa della Santa non possono essere fisicamente qui. E allora lo sappiamo bene anche noi, perché durante le dirette poi abbiamo modo di raccontare anche un aspetto carino, direi simpatico, come quello delle connessioni da tutte le parti del mondo. Lo sai anche tu, l'hai detto anche tu in diretta lo scorso anno, lo ricordo, ti ho portato io stesso la lista, e insomma ci vedevamo davvero da tutti i continenti, ricordo il Vietnam, ricordo l'Australia, ricordo l'Africa, davvero da ovunque. Stati Uniti, insomma comunità di catanesi, ma non solo, ripeto, se non cito qualche continente o qualche paese faccio un torto, perché arrivavano da ovunque, e anche quest'anno sarà così, dalle Alpi alle piramidi, scriveva il poeta, insomma, però insomma davvero sarà così, e questo è un grande mezzo, e anche quest'anno faremo in modo di veicolare al meglio il racconto ricchissimo televisivo del nostro emittente. In un contatto continuo, no? Con certo. il nostro pubblico. Angelo, allora, il nostro sindaco è ancora collegato, sono giorni e ore frenetiche. Abbiamo lanciato una notizia oggi della Candelora d'Oro, sindaco. Sì, che abbiamo assegnato al maestro Giovanni Cultrera di Montesano per il gran lavoro fatto al Teatro Massimo Bellini. Ricordiamo che quando fu nominato sovrintendente la Regione aveva dato disposizione perché sostanzialmente si smettesse con l'attività del Teatro Massimo. Lui invece è riuscito, con la sua pervicacia, con le sue capacità e competenze, grazie anche a maestranze, grazie a collaboratori che si hanno dato veramente tutto se stessi per il teatro, è riuscito non solo a ricominciare, ma soprattutto a portarlo a fasti che solo il Teatro di Parma riesce a sostenere. In termini di biglietti venduti, in termini di capacità di risultato di performance che si misurano con precisi algoritmi, Catania è, assieme appunto a Parma, il primo teatro, e di questo quindi volevamo rendere pubblicamente merito al maestro Cultrera con un qualcosa che fosse tangibile, e quindi la Candelora d'Oro. Ho dovuto, lo ammetto, costringerlo, perché non voleva, in quanto è una persona estremamente umile, mi ha detto non me lo merito, ma alla fine l'ho prevaricata e quindi gli imporrò di accettarla. Sindaco, noi la ringraziamo, naturalmente insomma ci vedremo in questi giorni e chiaramente inizieremo i nostri collegamenti a partire da giorno 3 e racconteremo alla nostra maniera a tutto il pubblico cosa accade qui a Catania per questa festa che chissà, magari insomma ha orizzonti davanti molto, molto belli, no? Per richieste importanti, quindi dita incrociate. Grazie sindaco, adesso salutiamo il sindaco che può staccare il collegamento. Allora Alberto, ci sarà poi un modo di sapere anche tramite Sicilia Web dov'è la Santa? Esatto, perché il web è il sito, la Sicilia Web è un veicolo, ma non è solo un veicolo, è un contenitore, servizi, contenuti, quindi è chiaro c'è la possibilità di vedere il live streaming di Antenna Sicilia e Telecor delle nostre produzioni televisive attraverso il sito, attraverso l'app del Circolo Sant'Agata con la quale noi abbiamo una partnership. Ci sarà la possibilità di rispondere alla domanda che tutti si fanno dal 3 al 6, dove è giunta la Santa, dove è arrivata la Santa, lo potremmo dire anche in dialetto, però il concetto è sempre quello. Ecco, con una mappa aggiornata in tempo reale attraverso un GPS che ci dà esattamente in che punto si trova. Allora, di questa partnership parliamo tra poco, anche perché avremo un nostro ospite, il presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, e io ringrazio moltissimo Alberto, buon lavoro, e continueremo anche noi a raccontare sempre come seguire tutti i contenuti tramite Sicilia Web, qualora ovviamente non foste in grado di guardare la televisione. Lo dico alla regia, io direi che ci fermiamo ma solo un attimo e torniamo con
con la collega Adelaide Barbagallo. A tra poco. Torniamo al nostro Sicilia 24 Focus, oggi dedicato interamente a ciò che sarà, a Devoti Tutti. Partirà la nostra programmazione proprio dal 3, vi racconteremo tutta la festa di Sant'Agata. Cosa sarebbe il nostro Devoti Tutti, direttore, senza la nostra Adelaide Barbagallo, con la quale ci siamo messe d'accordo oggi, cioè noi abbiamo fatto stamattina come ti vesti, che colore, e abbiamo fatto i pandan. Quindi fate parte della stessa squadra. Siamo della stessa squadra. Dobbiamo essere gemelle. Allora, Adelaide, ben trovata. Grazie. Ovviamente, insomma, attivissima per noi. Adelaide significa veramente il cuore pulsante della festa dal punto di vista vero della spiritualità, perché questa festa, dobbiamo ricordarlo, Adelaide, è una festa religiosa anche e soprattutto perché la diocesi ci tiene tantissimo, e infatti il nostro arcivescovo Luigi Renna, da quando è a Catania, ha cercato sempre di più di far vivere la festa ai devoti di Sant'Agata con più consapevolezza, innestando la festa con tante piccole iniziative. Una di queste è proprio la processione penitenziale che avverrà questa sera alle 19:30. Il concentramento è davanti alla chiesa del martirio di Sant'Agata, e poi ci sarà tutta la processione che andrà nei luoghi, proprio nelle chiese, toccherà le chiese agatine, quindi il carcere e la chiesa di San Biagio, dove detta anche dove è stata martirizzata e messa sui carboni ardenti Sant'Agata, e poi si arriverà in processione fino al Duomo, dove fino alle 22 ci si potrà confessare. Quindi è un evento particolare che l'arcivescovo ci tiene, insomma, a far vivere ai devoti, proprio per preparare l'animo e la spiritualità alle feste che poi, ai giorni che avverranno. Allora restiamo in tema, Adelaide, sì, perché proprio su questo evento di oggi si è pronunciato Barbaro Scionti. Sì, ci ha mandato un contributo, abbiamo sintetizzato un po' e ci spiegherà appunto lo spirito di questa processione. Lo spirito di questo momento, lo vediamo subito. Agata cosa dice? Agata cosa ci chiede? La sua testimonianza cosa propone a noi oggi, nel nostro tempo, nella nostra città, nelle nostre situazioni particolari? Insomma, lasciamo finalmente parlare Sant'Agata. Smettiamo di parlare noi usando Sant'Agata per giustificare le nostre ragioni, le nostre attese, le nostre iniziative. L'occasione di questo pellegrinaggio è proprio questo, lasciar parlare Sant'Agata nei luoghi in cui lei ha vissuto il martirio, come si è espressa nell'esperienza del martirio, che significato ha dato ad ogni gesto, a ogni parola e al dono della sua vita. Ecco, questo insomma il concentrato delle parole. Sì, questa è l'iniziativa di questa sera, questo pellegrinaggio nei luoghi del martirio di Sant'Agata, ma poi sono tante le iniziative, sono i mercoledì con le catechesi, il gruppo che si è formato da qualche anno dei giovani devoti che si riuniscono proprio per così riflettere su quelli che sono i valori cristiani, perché ecco l'idea qual è? Quella di far comprendere come Sant'Agata sia una martire, ma non sia un personaggio storico, ma sia una persona che vive tuttora e che quindi ci richiama al battesimo, insomma tutti quei valori cristiani che i devoti sono chiamati a vivere. Adelaide, correggimi se sbaglio, quest'anno l'arcivescovo Renna ha un po' cambiato l'approccio a Sant'Agata, diciamo con un avvicinamento che è partito da lontano, non è soltanto in questi ultimi giorni, ci sono state delle regole nuove, ci sono stati tanti cambiamenti. Sì, a partire da queste catechesi appunto del mercoledì, perché ha desiderato che tutti i membri delle associazioni partecipino
concretamente, che non sia solo una semplice adesione a un'associazione, a una confraternita e poi non si frequenta tutto l'anno. Sì, esatto. È costante. E poi c'è stato il commissariamento proprio perché lui vuole che si riparta un po' da zero, insomma venga rifondato un po' tutto questo che è il movimento che gira attorno alla festa di Sant'Agata, a questa devozione. Allora, la devozione è una parola d'ordine, nel senso che il filo conduttore della festa di Sant'Agata da sempre, no Angelo? Non è, noi possiamo vedere cambiamenti, possiamo vedere in qualche modo degli input anche spirituali, no? Che arrivano dall'arcivescovo e quindi che danno un'impronta, ma la parola devozione e l'infaticabile devoto è insomma il filo conduttore assoluto. E ci sono tanti momenti che sono straordinariamente densi di significato. Un momento, avremmo forse dovuto farlo raccontare al sindaco, è proprio l'apertura del sacello. Allora, vediamo le immagini dell'anno scorso. Adelaide, vai tu in commento di questo brevissimo momento dedicato proprio all'apertura del sacello durante appunto il momento topico, la messa dell'Aurora. Sì, è uno dei momenti sicuramente più attesi dai devoti di Sant'Agata, finalmente dopo diversi mesi che la Sant'Agata, il busto reliquiario, è nella sua cameretta. A proposito della cameretta, c'è una novità quest'anno perché c'è grande attenzione anche sui giovani devoti. Allora, il 9, 10 e 11 febbraio il busto reliquiario di Sant'Agata, proprio quello che stiamo vedendo adesso in queste immagini, ci sarà un'ostensione straordinaria del busto a favore dei giovani, dei ragazzi delle scuole. E quindi potranno beneficiare di questa, potranno vedere dal vivo il busto reliquiario di Sant'Agata, quindi sarà riposto nella sua cameretta, ma il 9, 10 e 11 febbraio proprio per i ragazzi delle scuole potranno vederlo e potranno visitare anche la famosa cameretta. E adesso vediamo appunto lo sventolio di fazzoletti, l'emozione. No? Il momento dell'incontro. Sì, sono i devoti che veramente si emozionano e piangono, alcuni piangono proprio. Sono tanti che piangono. Sì. Io ricordo di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a seguire in diretta la festa di Sant'Agata, il momento in cui si aprivano le porte. Una volta avveniva in maniera diversa, adesso siamo molto più ordinati, tutto è cambiato, però c'era questa corsa verso praticamente la prima, sì, per accaparrarsi la prima posizione, pianti davvero sentiti e di grande partecipazione. Diciamo che negli anni c'è stata un'evoluzione, una trasformazione, un po' di ordine è stato messo, ma il trasporto, la fede non possono essere certamente così circoscritti e ordinati. Allora, noi siamo qui per raccontare in sintesi insomma quello che sarà, anzi forse in qualche modo stiamo, come dicevamo, partendo da quello che è stato. Ma cosa sarà quest'anno, Angelo? Ma come abbiamo già detto più volte, sottolineato, evidenziato, sarà un grandissimo impegno editoriale. Il nostro, in campo tutte le nostre risorse, ma proprio tutte. Non c'è nessuno che non farà parte di questa produzione. Per chi non sarà sul campo, però sarà dietro le quinte. Certo. E quindi supporterà, sosterrà il lavoro di chi andrà in strada, da chi andrà a raccogliere le emozioni, da chi porterà poi le immagini nelle vostre case. Cominciamo una vera maratona, è una maratona televisiva che comincia già al mattino del 3, cominciamo dalle 10 sino alle 13, il 3 di febbraio, è un primo assaggio. Un assaggio per l'uscita dalla carrozza del Senato e poi dell'offerta della cera. Finito questo, poi ci ritroveremo la sera con il concerto di Piazza Duomo, la sera del 3, quest'anno non ci sarà, la festa nel Salone Bellini del municipio. Certo, è vero. E quindi tutti in piazza per celebrare, per festeggiare questa sera. Ci saranno degli inni, tu sarai praticamente alla conduzione della serata per noi in televisione, così come al mattino ci saranno Luca Ciliberti, Eva Spampinato e la stessa Adelaide Barbagallo che ci attenderà alla chiesa di San Biagio per l'arrivo proprio della cera. Questa processione appunto è l'offerta della cera. E questa è l'occasione in cui
aspetto religioso e cittadino proprio si uniscono perché sono tutte le componenti della società. Allora, fra poco parliamo del 4, Angelo, così fra un abbiamo anche la possibilità di come dire, salutare tutti i colleghi, anche se la cosa diventa complessa, perché con il collega che va in onda vai in moto una macchina meravigliosa di tecnici, di assistenti, di registi, come dire, ma tutti protesi verso un prodotto finale che quest'anno promette davvero delle immagini assolutamente esclusive. Sì, ci saranno ancora più telecamere rispetto a quelle che abbiamo avuto lo scorso anno lungo il percorso, sia nel giro interno che nel giro esterno, quindi il nostro sforzo produttivo è aumentato, tutto questo per portare nelle case di tutti voi le migliori immagini e tutti i momenti della festa di Sant'Agata. È vero. Allora, c'è un altro appuntamento però che vogliamo dare, proprio perché stiamo parlando di Sant'Agata e più volte abbiamo citato l'Arcivescovo. La nostra Adelaide è ovviamente la conduttrice di una trasmissione di grande impatto, di grande successo, con temi estremamente emozionanti, che è Parliamone, no? Sì. C'è una puntata che ci aspetta davvero straordinaria. Vuoi ricordarlo sì, domenica avremo una puntata tutta dedicata a Sant'Agata e ovviamente il nostro ospite è stato l'Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ci racconterà nei dettagli tutte le novità, tutta questa attenzione anche ai giovani, ci tiene tantissimo, e poi ricordiamoci che siamo nell'anno giubilare della 900 anni alla traslazione delle reliquie di Sant'Agata, quindi ci saranno diversi da Costantinopoli e quindi saranno dei mesi intensi, non si concluderà tutto con i festeggiamenti di febbraio, ma si andrà avanti sino al 18 agosto con tante iniziative, tante novità che l'Arcivescovo ci racconterà. A proposito di Parliamone, voglio ricordare che questa puntata speciale importantissima andrà in replica dunque su Antenna Sicilia il 2 febbraio alle 9:30 del mattino e poi su Telecolor sempre il 2 febbraio alle 17:30. Insomma, ci prepariamo a un'immersione totale in queste tematiche che Adelaide ci ha appena spiegato. Allora, fra poco cercheremo di ottimizzare un collegamento, per cui io chiedo ad Adelaide tra l'altro di attivarsi anche lei in questo senso. Facciamo comunicazione. Ma il Presidente c'è, visto Adelaide, non ti devi attivare, lo colleghiamo anche se in una, come dire, versione credo in auto. Vediamo sì, perché ci doveva raggiungere, ma il Presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, Carmelo Grasso. Buon pomeriggio, Presidente. Addirittura buon è in movimento. Buon pomeriggio a voi. Allora, lei non si ferma neanche per fare questo collegamento. Sempre in movimento. No, mi fermo in questo, proprio così ho anche uno sfondo ottimo, sono all'interno dell'Arcivescovato. Lo sfondo è quello giusto. Allora, Presidente, sono attimi ferventi perché avete lavorato tanto per questa edizione della festa. Quali novità vuole annunciare, quali notizie vuole dare al nostro pubblico, che tra l'altro sarà lo stesso che ci seguirà durante Devoti Tutti, durante la nostra maratona? Ma gli eventi sono tantissimi, quindi non manco li vorrei stare qui a ripetere, perché basta leggere il calendario sui social, c'è tanta offerta dal punto di vista culturale. Ricordo 3 cose. Innanzitutto una per il ringrazio di stasera, che è voluta fortemente dall'Arcivescovo. Partiremo dalla chiesa di Sant'Agata alla Vedere, che è la prima cattedrale che c'è stata qui a Catania, e poi proseguiremo Sant'Agata al Carcere, Sant'Agata alla Fornace e concluderemo qui in cattedrale. Bene. La giornata è splendida, quindi non ci saranno problemi di medio, perché in caso contrario dovevamo vederci direttamente in cattedrale. Senta, Presidente, mi sente, Presidente? Mi sente? Io lo sento, sì. Allora, le dico questo, intanto oltre che guardare il vostro programma, per quanto riguarda i giorni della festa basterà seguire anche noi, no? Perché racconteremo veramente il possibile. Oltretutto ne abbiamo parlato poco fa con il direttore Alberto Cigalini, c'è quest'anno questa bella iniziativa, no? Che ci vede un po' complici per cercare di spiegare dove è Sant'Agata con Segui la Santa, che sarà anche disponibile come link
nel nostro Sicilia Web, laddove nella vostra app ci sarà il riferimento alla nostra rete, alla nostra app. È vero? Sì, grazie, di questo vi ringrazio. Abbiamo un'ulteriore visibilità per sapere dove è la Santa, quindi i telespettatori possono seguire sia attraverso la TV che attraverso le app. Bene, allora lo vogliamo salutare il Presidente perché mi sembra indaffaratissimo. Guardi che noi la cerchiamo, quindi insomma ci venga a trovare nelle nostre dirette, la inviteremo ovviamente in tanti appuntamenti e contiamo su di lei. Grazie sempre, grazie sempre, Presidente. buon lavoro. Grazie. E non solo in studio, lo aspettiamo anche nei nostri studi, perché allestiremo degli studi anche in esterna, uno su Piazza Duomo, un altro lo faremo a Palazzo degli Elefanti, un altro lo faremo in un altro luogo di Catania, l'Unotel, da dove vi racconteremo anche una parte della festa. Insomma, abbiamo tanti studi e poi ovviamente anche poi saremo in strada ovviamente a seguire la processione. Esatto, no? lo faremo da ogni luogo del percorso di Sant'Agata. Allora adesso andiamo a rivedere un altro momento, perché con Angelo dovevamo parlare di Giorno 4 e Giorno 4, uno degli emblemi è certamente la salita dei Cappuccini. Andiamo al 2025. Salita dei Cappuccini, 17:15. Buttami da quella parte. Occhio là, Ed eccolo qua, uno dei momenti topici certamente di Giorno 4, il giro esterno di Sant'Agata, i luoghi del martirio. Angelo. Giro esterno però comincia all'alba, attenzione, dopo la messa dell'Aurora. Certo. E noi racconteremo tutto il giro con collegamenti, con i nostri inviati proprio sul campo sino alla pausa per i telegiornali. Poi dalle 2:30, alle 14:30 del pomeriggio saremo di nuovo in diretta, avremo uno studio con Roberta e poi avremo sul campo tantissime persone. Vogliamo dirlo? Certo, li ricordiamo tutti perché in mattinata, a parte Adelaide con Moriella Laurite che seguirà il giro esterno, ci sarà la nostra Desiree Ferlito, ci saranno anche dei contributi con Lorenzo Tripi, ci sarà anche Edoardo Saitta, ci sarà Giovanni Sant'Angelo, avremo insomma una squadra davvero impressionante. Ma non abbiamo finito, Angelo. Non abbiamo finito perché alle 2:30 si ritorna di nuovo in diretta e cominceremo con Andrea Lo Cicero, che sarà accanto a Sant'Agata, per un'ora circa accompagnerà il Fercolo, poi ci sarà una staffetta con Ruggero Sardo, arriverà anche la nostra Simona Mazzone, andremo ancora avanti, arriveremo fino a Piazza Stesicoro dove ritroveremo Eva Spampinato, vado a memoria, ci sarà poi Luca Ciliberto dal Palazzo della Borsa, dunque dalla Camera di Commercio, per essere molto pratici per chi ci segue da Catania. Avremo altri nomi che collaboreranno e lavoreranno con noi, ci sarà Tonino De Mana, ci sarà Orazio Longo, ci saranno veramente tanti, ci sarà Gianluca Barbagallo che sarà un altro delle presenze che accompagneranno il nostro ricordo. Vado a memoria, attenzione, non vorrei dimenticare nessuno. Sai perché? Vai benissimo, sembra quasi che tu abbia fatto tu questo piano, guarda.
è una cosa strana. Va bene, allora Angelo, prendi fiato e salutiamo un'altra fetta, almeno a rappresentare quella che è un'altra fetta di quella che poi sarà la comunicazione che arriverà di Devoti Tutti. Certamente in questo tempo storico la loro forza, parlo del nostro social team, è grandissima, la mettiamo in campo quest'anno ancora più dell'anno scorso. Con noi c'è Carla Carbonaro che rappresenta il team social che segue le nostre reti e che racconta tutti i nostri eventi. Ben trovata. Grazie, ciao Roberta, ciao Angelo. Sai cos'è? È un po' una vendetta, l'ho detto oggi, no? È una vendetta perché loro arrivano. È vero, è vero. Perché loro arrivano, no? A qualsiasi ora del giorno. Allora dobbiamo fare un contenuto e tu devi essere anche un po' sistematina, no? Esatto. Allora ho detto oggi una vendetta, portiamo in televisione. Mi sono sistemata anch'io. Sei bellissima. Grazie. Allora, una fetta importante, che cosa farete? Allora, io non vorrei spoilerare troppo in realtà, però sicuramente racconteremo la Santa come abbiamo fatto l'anno scorso, soprattutto i momenti clou della festa li racconteremo, li faremo vivere anche sui social. E abbiamo in mente anche qualcos'altro, qualcosa di un po' molto più speciale. Sì, a parte una cosa un po' speciale di cui parleremo, abbiamo in mente anche di fare un po' di colore insieme ai nostri ragazzi. Ci saranno anche le ragazze del calcio, Giulia e Anna, ci sarà Edoardo Sergi, ci sarà la nuova arrivata Jaire e daremo spazio anche ai giovani. Quindi insomma sono tanti contenuti che sono legati certamente alle nostre produzioni, ma attenzione, vi potreste ritrovare tutti nei reel, nelle storie targate Sicilia Web, Telecolor, Antenna Sicilia, giusto? Sì, sì, assolutamente, perché chiaramente vogliamo vivere la festa e vogliamo vivere anche i devoti, quindi li faremo parlare, ci faremo raccontare un po' cosa si prova ad essere devoto, cosa si prova a essere là e soprattutto penso la stanchezza di una festa lunghissima. Grande fatica. Sì. C'è un evento speciale, adesso parliamone anche attraverso un'immagine che rappresenta questo talk dedicato ad Agata, che nasce proprio da una vostra iniziativa. Fra poco arriverà ovviamente la foto che ricorda questo talk il 3 di gennaio. Che cosa accadrà? 3 febbraio. Il 3 febbraio, scusami, il 3 febbraio. Allora, il 3 febbraio abbiamo deciso di portare un podcast a teatro, Il Gatto Blu di Catania, e il podcast si chiamerà appunto Agata. È un evento che parla ai giovani, ma non solo. Abbiamo indagato sulla figura di Agata e abbiamo riconosciuto questa sua grandissima coerenza nella vita, per cui vogliamo raccontare la coerenza dei giovani del 2026, sia lavorativamente parlando, sia nella sfera privata, nel loro intimo. E quindi vi invitiamo tutti a teatro, giorno 3 febbraio, al Gatto Blu. Ci saranno tanti ospiti, Lorenzo Tripi, Lucia Giuliano, dietro ogni comunicazione, Alberto Tomaselli, Catania Studio, Stefano con la S, Brando Madonia e tanti altri, e ci faremo raccontare un po' la loro storia di coerenza. Anche perché i giovani seguono Sant'Agata, no? C'è anche questa cosa di cui abbiamo parlato, lo diceva Adelaide, che naturalmente salutiamo, è stata con noi, non abbiamo fatto in tempo nemmeno a dirle ciao, però Adelaide ci spiegava proprio questa cosa, no? Questa apertura della Cammaredda proprio per i giovani, e quindi questo è un tentativo, è un filo ma diretto, è un modo, no? Per ritrovare anche le origini, ritrovare le radici più profonde dell'essere catanese nel caso specifico, perché l'arcivescovo Renna ha anche sottolineato come oggi i nomi dei figli che nascono non sono più Giuseppe, Agata, Salvatore, ma sono di origine anglosassone oppure legati a soap opera di varia natura. È un modo per fare riavvicinare i ragazzi proprio a quella che è la nostra tradizione, la nostra cultura.
Tra poco ci collegheremo, cara Carla, con un catanese che vive da tanti anni all'estero, che grazie al lavoro fatto ovviamente dalla nostra rete continua a mantenere il contatto, guarda te lo dico qui, che mischia un po' le cose, con il calcio e con Sant'Agata. Sono due grandi passioni che accomunano i catanesi. Passioni. E ci ha raccontato, ma ce lo faremo raccontare tra poco da lui, che in tutti i luoghi del mondo in cui ha lavorato aveva sempre questa compagnia di potersi collegare con Sicilia Web, con il nostro streaming, per vedere tutto questo, per sentirsi vicino ovviamente a Catania e alle cose che ama. E da quest'anno è importante dunque invitare al segui tutte le nostre, i nostri canali, avrà la possibilità anche lui di seguire dei contenuti assolutamente inediti e speciali. Quindi invitiamo al segui i nostri telespettatori, Carla. Seguiteci tutti quanti su Sicilia Web, Antenna Sicilia e Telecolor, ci saranno tantissimi contenuti su Sant'Agata, ma non solo, quindi vi aspettiamo. Allora, vediamo adesso un altro ricordo, un altro momento di ricordo, è quello alla fine della fatica del 4, Agata ritorna in cattedrale. Lo vediamo. Grazie, Carla. Angelo, allora, faceva un commento e mi diceva quasi 24 ore dopo. Quasi 24 ore, se consideri che il giro esterno comincia intorno alle 7:30 del mattino, poco più, insomma 7:30 si affaccia Sant'Agata su Piazza Duomo e poi incomincia questo giro esterno, Sant'Agata rientra alle volte anche alle 8 del mattino, alle 8 meno un quarto, alle 9 certe volte, alla conclusione di questo giro esterno. Quindi è una fatica veramente immensa, e ti dirò di più perché poi si ricomincia dopo poche ore, cioè alle 5 del pomeriggio della stessa giornata, cioè del 5, perché la mattina c'è il pontificale, che noi ricordiamo trasmetteremo in maniera, esatto, questo dobbiamo ricordarlo. In maniera integrale. Il 5 mattina avremo una piccola introduzione, una prefazione con uno studio e poi daremo la linea alla cattedrale per seguire il solenne pontificale. Torneremo poi nel pomeriggio già alle 16:30 per seguire il giro interno che diciamo racconta la città, il cuore della città, la passione e la devozione all'interno proprio del centro cittadino. E allora restiamo in tema, Angelo, perché andiamo a rivedere uno dei momenti appunto del 5 pomeriggio, è il momento proprio quando tutto comincia, perché poi c'è tutto un rituale, no? Da Casavara esce ovviamente, no? È tutto un movimento, lo vediamo qua e lo commentiamo. Sì, ogni volta insomma, che Sant'Agata si affaccia prima dell'uscita diciamo dell'inizio del giro interno o esterno, nel caso specifico il Fercolo che esce da Casavara. Il Fercolo esce da Casavara, poi si avvicina davanti alla cattedrale, si posiziona e aspetta l'arrivo di Sant'Agata, che viene portata praticamente a braccio fin quasi sul Fercolo, con chiaramente anche diciamo, le reliquie di Sant'Agata accanto. Ed è un momento particolare, un momento che viene seguito con grande passione, con grande attenzione, come stiamo vedendo per l'appunto si sta lavorando al Fercolo perché ci sono delle operazioni importanti che devono essere fatte. Ricordiamo che sotto il Fercolo poi ci sono diciamo, dei dipendenti diciamo, del comune che sono quelli che azionano i freni, che guidano in qualche modo diciamo, il Fercolo. E prima che Sant'Agata, questo dobbiamo anche dire, qualche giorno prima,
dell'uscita di Sant'Agata, il Fercolo viene collaudato, c'è una sorta di revisione, perché tutto deve essere a posto, poi vengono attaccati i cordoni, si tirano i cordoni e poi ed eccolo qua, insomma, tu sai che io insomma sono letteralmente colpita dalla forza di queste persone che portano questi cerei pesantissimi. E devozione. È grande, grande devozione. Angelo, noi in questi giorni abbiamo raccontato anche cose molto difficili per questa terra, cose molto tristi. È per questo motivo che abbiamo deciso anche noi di metterci, come dire, del nostro, dando ampio spazio a quello che è un IBAN che è stato promosso dalla regione siciliana, che noi vi facciamo vedere adesso con la causale emergenza ciclone. La regione siciliana ha deciso in tempo ovviamente molto celere di mettere a disposizione questo IBAN per chi volesse dare un contributo alla causa di persone che hanno veramente perso. Basta poco, il contributo di tutti è importante per una causa importantissima. E noi lo ricorderemo, Angelo, nel corso delle nostre dirette, nel corso di Devoti Tutti, è un modo per stringerci veramente forte, perché le parole siamo forse bravi un po' tutti, ma magari un gesto di solidarietà si può fare in questo modo. Ringraziamo naturalmente la Regione Siciliana per questa iniziativa, naturalmente che nulla ha a che vedere poi con le questioni istituzionali che stanno andando avanti e che noi vi raccontiamo. Assolutamente. Prima di andare a trovare il nostro prossimo ospite, devo anche ricordare che anche la sera del 4 ci sarà uno studio. Certo. E allora in quella sede sarà con voi Giusy Lazzara, che si collegherà in esterna con Tonino De Mana e con Orazio Longo, e gli ospiti chiaramente dallo studio. Scalda i motori per il 5, ti devi ricordare 5. Tutto. Allora, quante volte il nostro diciamo affezionatissimo amico si è collegato con noi e quante volte ha visto le immagini che abbiamo raccontato. Buon pomeriggio a Antonio Rapisardi, che è diciamo un nostro telespettatore, anche un vero contatto di Sicilia Web e anche dei nostri social, ma in questo momento è collegato da Valona. Lui è un funzionario del Consolato Generale Italiano a Valona e quindi in che veste ti devo salutare, dai, ti do del tu. Buon pomeriggio giusto. Antonio, ciao. Buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera a tutte le telespettatrici e i telespettatori siciliani. Sono veramente molto emozionato di poter portare il mio saluto dalla terra di Albania, così vicina ma anche come dire, così lontana, così diversa rispetto alla nostra Sicilia, alla nostra Catania. Io colgo l'occasione anzitutto per ringraziarvi, perché dal profondo del cuore io faccio questo strano mestiere da 18 anni ed è grazie a voi che ho potuto mantenere vivo il contatto con la festa di Sant'Agata e con la città, chiaramente, in questi anni dalla Bulgaria, dall'Argentina, dal Sudafrica e adesso dall'Albania. Non potete immaginare il valore del vostro servizio, quanto sia importante per noi expat, come si dice oggi, poterci sentire vicini alle nostre tradizioni, alla nostra lingua, alla nostra santa. Grazie a voi, grazie di cuore. Anche al calcio, Io so anche al calcio, l'ho detto prima, ho svelato un segreto. È un appassionato dei colori rosso-azzurri. È un appassionato dei colori rosso-azzurri. È vero. Saluto il nostro Angelo, che mi permetto di dargli del tu, perché ci conosciamo da tanto tempo. La domenica entra nelle nostre case. Bene, allora anche quest'anno dunque sarà tempo di collegarsi con Devoti Tutti, no? Qual è, come dire, il momento della festa che senti più vicino a te? Qual è il momento che ti fa battere di più il cuore? Quale momento sarà irrinunciabile per te? Guarda, in realtà la festa si compone di tantissimi momenti, ognuno dei quali ha un suo significato speciale, quindi compatibilmente con gli impegni di lavoro cercherò di non perderne neanche un momento.
Una cosa che mi ha molto colpito, tra l'altro quest'anno, come sapete bene, è un'edizione particolare della nostra festa legata a questa ricorrenza dei 900 anni del ritorno delle reliquie. E una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata la lettera pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Renna, in particolare nella parte in cui si dedica ad analizzare i simboli della festa, ai quali magari noi non pensiamo, al cui significato profondo magari non pensiamo, il sacco, la candelora, i ceri. Ecco, tutto si compone e rende la nostra festa un unicum nel panorama religioso e culturale internazionale. Grazie Antonio, dobbiamo stringere un po'. Conoscete bene la mia passione per la musica, ecco, mi sono venute in mente, leggendo le parole di Monsignor Renna, una canzone che ha scritto il nostro Kabbalah, cantata poi da Mario Venuti e dal cantante di Baustelle, con il suo accento poco catanese. Ecco, c'è un passaggio molto bello quando dice, scusatemi se parlo in dialetto, però quando dice sti ciri su respaddi quanto pisano, tossari na cruci, però sanno a puttare. Bellissimo, bellissimo. Bella metafora, Lo bellissima. terremo qua 2 ore, perché secondo me potrebbe anche parlare 2 ore. In Albania stai riuscendo a diffondere la festa, anche grazie a te so che porti molti artisti italiani in Albania. Ma la festa... Assolutamente, assolutamente. Ho lanciato in questi anni un motto che è appunto Catania benissimo, perché quando ero ragazzo si diceva Catania bene, però poi questo Catania bene ha assunto delle coloriture particolari. Poi ho scoperto che i ragazzi oggi dicono come stai? Bene ma non benissimo, per cui ho lanciato questo hashtag Catania benissimo e in questi anni davvero Catania è stata una grande protagonista qui in Albania. Allora lanciamo in Albania, grazie ad Antonio Rapisardi, una app che è Sicilia Web. Allora una promessa, la diffondiamo in Albania? Certo. Promesso, grazie davvero, grazie per questo contributo. Noi, grazie, con Angelo Gagliano andiamo a ricordare invece gli appuntamenti del 5. Gli appuntamenti del 5 abbiamo detto già del pontificale, sono nel pontificale del mattino, poi cominciamo nel pomeriggio già alle 16, saremo su Piazza Duomo con una postazione, con uno studiolo allestito a Palazzo degli Elefanti con Luca Ciliberti e i suoi ospiti. Andremo poi sulla piazza dove ci sarà Adelaide Barbagallo assieme a Mariella Aurite, ma ci sarà anche Ruggero Sardo, ci sarà Eva Spampinato, ci sarà la stessa Adelaide Barbagallo che poi seguirà per un tratto il Fercolo. Più avanti ci saranno ancora altri colleghi, ricordo Tonino De Mana, ma anche avremo la possibilità di avere ed apprezzare, chiaramente tempo permettendo, da un punto di vista proprio della tempistica, anche il nostro Orazio. Ma non è finita, il nostro Orazio Longo non è finita, perché avremo il collegamento con l'Unotel, come abbiamo detto, un altro studio, e qui faremo vedere un altro aspetto della festa, e quindi ci saranno altri ospiti. Cercheremo di portare insomma a casa dei telespettatori diversi momenti e diverse sfaccettature di quella che è la festa di Sant'Agata. Assolutamente. Vogliamo, Angelo, però anche dare un momento, e a questo punto lo chiedo alla mia regia, forse vi faccio anche un po' saltare, un momento che, no, andiamo per ordine e andiamo alla salita di San Giuliano, cioè un momento che ci collega, diciamo anche al 6 mattino. Al rientro, guardate. dai, al rientro. È partita la salita di San Giuliano 9:40, però il centro è rimasto pieno e infatti è assolutamente a passo. Spingono il Baiardo dietro, spinge, è vuoto e praticamente noi vediamo un fiume di gente che corre al centro perché cerca di sfollare, ma lateralmente ecco, la VAR adesso ha bisogno di spinte, chiamano la spinta da dietro, ovviamente. Di una spinta da dietro, dalle spalle. Esatto, e la spinta da dietro adesso dovrà essere più forte perché comincia la vera salita. Questo ancora è un tratto. Ecco, insomma, questo è il commento, la voce di Mariella Aurite, nostra splendida presenza durante Devoti Tutti. Angelo, questo è un altro momento
momento davvero straordinario. È uno dei momenti più, diciamo, importanti, suggestivi, perché questa salita, questo tratto si percorreva prima a piena notte, poi si è spostato alle prime luci dell'alba. Adesso noi abbiamo visto 9:40, ma alcune volte si è svolta anche più tardi. È un momento anche molto delicato, dove bisogna fare tantissima attenzione. Devo dire che la salita viene fatta quasi dico al passo, perché una volta si faceva correndo e allora si è cercato di evitare spiacevoli inconvenienti, chiamiamolo così, incidenti che hanno anche portato ad episodi luttuosi, tristi, quindi certo. Diciamo c'è stata questa consapevolezza e ci si assicura che ci siano le condizioni per poter fare tutto, perché quando è scivoloso e allora si prendono le precauzioni, se è bagnato magari si evita di fare la salita, insomma ci sono tantissimi momenti, prima della partenza della salita di San Giuliano ci sono diversi momenti di confronto tra chi chiaramente tira i cordoni e con il capovara che dà le indicazioni, ci sono le forze dell'ordine, insomma è un momento molto concitato questo, però alla fine offriamo questo spettacolo, esatto, che è davvero meraviglioso. Esattamente. Meraviglioso, e naturalmente il grazie al settore tecnico non finisce mai. Assolutamente, abbiamo visto delle immagini. Senza loro questo non si potrebbe immagini fare. Con il drone, immagini che arrivano anche dalla cima della salita, dove sono sistemate delle telecamere fisse. È un momento che ci porta poi in via Cruciferi, e allora là ci siamo quasi tutti, un po' tutti, da Luca Ciliberti ad Adelaide Barbagallo, ci sarò anch'io. Più avanti ritroveremo anche la stessa Lorena Dolci, che si andrà a piazzare sul trabattello, famosissimo trabattello. Famoso trabattello. Insomma, c'è veramente tante forze sul campo. Allora, noi speriamo di non avere dimenticato nessuno, posto che naturalmente non abbiamo citato tutti gli operatori di ripresa, la regia, i tecnici, tutti, coordinamento, insomma siamo veramente tanti, tutti dedicati a questo appuntamento che, ve lo dico molto francamente, a noi non vogliamo essere autocelebrativi, però raccontare di milioni e milioni di contatti, l'anno scorso è stato un anno straordinario da questo punto di vista, non è tanto per dire se abbiamo fatto un lavoro per tutte queste persone per, come dire, autoincensarci, ma è la dimensione di un fenomeno che arriva alla gente, cioè ci dà la percezione di un fenomeno sempre più ampio di persone che hanno voglia di tuffarsi in questa festa meravigliosa, Angelo. Quindi al di là delle celebrazioni, i numeri ci servono solo per dire grazie, ma ci siamo e ci saremo anche quest'anno. Come no, cominciamo, lo ripetiamo ancora una volta, cominciamo ufficialmente il 3, però devo anche anticipare un'altra notizia, perché la sera del 2 vi faremo diciamo un regalo bellissimo, perché ripercorreremo in qualche modo la festa di Sant'Agata, i momenti più belli. Abbiamo visto alcuni segmenti qui, alcune clip, ma la sera del 2, lunedì 2, con Roberta che lancerà questo speciale, vi offriremo insomma la festa di Sant'Agata in sintesi. Cominceremo la nostra maratona. Allora, devoti tutti, aspettando Sant'Agata, il titolo di questo speciale curato da Giuseppe Coco, che ringraziamo, e detto questo vi salutiamo, perché abbiamo detto praticamente tutte. Vi aspettiamo tantissimi attraverso Telecolor, Antenna Sicilia, Sicilia Web e tutte le pagine social, Facebook, Instagram, TikTok, perché il nostro team social, abbiamo sentito, è già al lavoro, e quindi grazie per averci. Buona festa di Sant'Agata, attenzione che ci siamo quasi. Sant'Agata è sempre tutti devoti, tutti. Buon pomeriggio.